Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. La Regione ha scelto le due aree a Palermo e a Catania in cui sorgeranno i termovalorizzatori. Nuovo passo avanti per affrontare l'emergenza rifiuti. Crisi idrica ad Agrigento, il sindaco Micciché si dice pronto a rinunciare al titolo di capitale della cultura. A Palermo partito il razionamento dell'acqua, gli attivisti lavano gli abiti alla fontana del porto. La Mare Ionio nel mirino di una motovedetta libica in un drammatico video, l'inseguimento e gli spari, il sindaco di Pozzallo a Matuna, diversi i migranti costretti a tuffarsi in acqua. Ponte sullo Stretto, ecco come cambierà Messina, la città si interroga e discute sull'impatto dell'infrastruttura sull'urbanistica della città, proseguono le contestazioni. Vini, nel nostro TG le donne della terza generazione di donna fugata, la cantina della famiglia Rallo, diventata una gloria siciliana nel mondo. Calcio, prime parole da allenatore del Palermo per Michele Mignani, domani il suo esordio in panchina, al Barbera arriva la Sampdoria. In Serie C il Catania vuole cavalcare l'onda dopo la vittoria in Coppa, domenica sfida cruciale a Francavilla per evitare i play-out, Zeoli presenta la sfida Pugliesi, pericolosi in casa. Di nuovo bentrovati, come avete sentito dai titoli sono stati identificati i siti a Catania e Palermo dove realizzare i due termovalorizzatori previsti dal piano rifiuti della Sicilia. Sentiamo Malio Viola. Nuovo passo avanti per la realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia. Sono state individuate le aree a Palermo e a Catania nelle quali gli impianti potranno essere realizzati. Il risultato è stato raggiunto nel corso di due riunioni convocate appositamente dal Presidente della Regione Renato Schifani con gli amministratori dei comuni e dei tecnici degli uffici regionali interessati per parlare della questione. Il primo incontro nei giorni scorsi fra il capo di gabinetto e la Presidenza della Regione San Martano, l'assessore alle politiche ambientali del Comune di Palermo Alongi, il capo di gabinetto del sindaco Pollicita, il presidente della RAP Giuseppe Todaro. È stata identificata un'area nella disponibilità del sito di Bellolampo. Il termovalorizzatore sarà realizzato in un preciso spazio subito sopra la settima vasca della discarica pubblica. Oggi a Palazzo d'Orléans invece il vertice presieduto dall'assessore all'energia Roberto Di Mauro con il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, l'assessore comunale all'ambiente Tomarchio, il commissario dell'IRSAP Gualdani, il commissario liquidatore del consorzio ASI di Catania Rasà e il capo di gabinetto della presidenza San Martano, nonché l'esperto del presidente della regione Giovanna Picone. L'area individuata, che si trova all'interno del polo industriale, è già disponibile perché è di proprietà dell'ESA ed è stata ritenuta idonea da tutti i presenti. Si confermano dunque le ipotesi iniziali, individuando in maniera precisa gli appezzamenti di terreno per l'avvio dei lavori. Sicilia a secco e crisi idrica senza precedenti ad Agrigento. L'annuncio shock del sindaco Micciché, pronto, ha detto, a rinunciare al titolo di capitale italiana della cultura per il 2025. Davide Sardo. Esternando la nostra esigenza, facendogli presente proprio la calamità che stiamo subendo, perché il capitale della cultura non può convivere con una carenza idrica così seria. Quindi lei è pronto a? Quindi eventualmente io sarò pronto, se non si risolverà il problema in tempi brevi parlo di 2 o 3 mesi, sarò pronto anche a consegnare il titolo di capitale della cultura. Il sindaco di Agrigento Franco Micciché è più che determinato. La sua non appare affatto una provocazione. Lui non è scoraggiato e rassegnato, ma non nasconde preoccupazione, tanto da paventare la rinuncia, qualora tecnicamente fosse possibile, al titolo di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, se la città nel 2025 dovesse ancora essere preda dell'attuale grave e intollerabile crisi idrica. I cittadini sono infuriati e costretti alle code innanzi alle fontane pubbliche con bidoni e bottiglie. Tanti altri pagano le autobotti private con il costo dell'acqua schizzato ovviamente alle stelle. Arrabbiati e demoralizzati sono anche i titolari di bar, ristoranti, alberghi e B&B, disperati sul fronte dell'accoglienza ai turisti. Io devo accogliere una marea di turisti, ma già i turisti stanno venendo anche nel 2024 proprio in previsione di questa nostra
opportunità di questa nostra vittoria di capitale italiana della cultura 2025, ma mi rivolgo anche principalmente ai miei concittadini, perché prima di accogliere i turisti io devo soddisfare le esigenze igienico-sanitarie dei miei concittadini. Un bene prezioso come l'acqua non può mancare. Siamo nel 2024 e ancora parliamo di distribuzione idrica con turni a volte anche di 2 settimane. Il sindaco di Agrigento incontrerà il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e gli consegnerà un documento sottoscritto e firmato a tutti i sindaci agrigentini affinché siano adottate misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza idrica. Ora a Palermo, dopo che l'azienda idrica ha dato il via al razionamento, gli attivisti protestano e lavano panni e stoviglie nella fontana del Molo del capoluogo. Marco Gullà. Quest'acqua è nostra, quest'acqua è dei palermitani. È lo slogan dell'ultima protesta avvenuta nella fontana danzante di Palermo al Molo trapezoidale. Alcuni giovani attivisti appartenenti al movimento Ultima Generazione hanno attratto l'attenzione dei passanti protestando pacificamente contro il piano d'emergenza AMAP che inizia oggi contro la crisi idrica nel capoluogo siciliano. Stiamo facendo quello che è normale in un periodo di siccità che faranno tante persone nei prossimi anni, perché questa città è senza acqua, come il resto della Sicilia. Situazione molto delicata, siccità in alcuni tratti estrema. Il razionamento a Palermo è un segnale decisamente preoccupante e AMAP non esclude misure ancora più drastiche per riparare alla crisi idrica, visto il calo della portata degli invasi di circa il 50%. E sull'emergenza idrica è intervenuto ai nostri microfoni l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino, che si dice certo dell'intervento da parte del governo nazionale alla richiesta d'aiuto da parte della regione. Adelaide Barbagallo. La Sicilia ha sete, manca l'acqua, i campi sono a secco, ma l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino è fiducioso. Il governo Meloni non resterà inerme e tenderà la mano al governo Schifani che ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Siamo convinti che la sensibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri non faccia attendere molto il popolo siciliano, ma soprattutto siamo convinti della grande leale collaborazione che il governo Schifani ha nei confronti del governo Meloni, quindi ci attendiamo a breve una risposta. Il governo regionale ha messo in campo tutte le risorse disponibili e sta pensando anche a soluzioni strutturali per affrontare la grave emergenza. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con tutti i dipartimenti della regione, a partire dal Dipartimento Acque e Rifiuti, gestore delle nostre diche siciliane, per migliorare quelle che sono inefficienze ormai datate da anni. La carenza idrica rischia di diventare drammatica in alcune province. Ad Agrigento il sindaco si è detto pronto a rinunciare al titolo di capitale italiana della cultura 2025 se in tempi brevi non arriveranno soluzioni. Ho letto stamattina con dispiacere le dichiarazioni del sindaco di Agrigento, che rappresenta una comunità già da anni in grande difficoltà idrico potabile. Il governo Schifani sta lavorando, grazie anche alla cabina di regia per l'emergenza che ha istituito, a nuove metodologie, a nuove tecnologie per il reperimento della risorsa idrica, tra cui dissalatori ma soprattutto anche il riutilizzo delle acque reflue. Cambiamo adesso argomento e proviamo a immaginare Messina dopo la realizzazione del ponte sullo Stretto. Soprattutto si tenta di capire quali siano le zone che verranno effettivamente espropriate. La città si interroga e discute. Francesco Triolo. Altro che poche ville a Ganzire e Torrefaro, lo ripetevano un po' tutti ieri nel corso dell'assemblea degli esproprianti al comune di Messina e dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato degli espropri legati al ponte sullo Stretto. I cantieri si estenderanno fino alla zona sud, cosa nota già ai tempi del progetto definitivo del 2011. Tanti espropri, 1688 solo nel versante siciliano, per cantieri che non riguardano il ponte in sé, ma anche i collegamenti stradali e ferroviari. Non verrebbe distrutto da questo ponte soltanto un habitat incredibile come quello di Torrefaro e Capopeloro, ma tutta la città verrà devastata da quest'opera e da tutto quello che riguarderà appunto la costruzione, l'eventuale costruzione di questo ponte. Oggi è scoppiata la bomba, perché fino ad ora si era parlato da Faro a via Santa Cecilia, che era il vecchio progetto preliminare. Da stamattina si parla da via Santa Cecilia a Contesse e si sono visti in questa ispezione televisiva quali sono i palazzi che devono cadere. Non è più una questione di pochi ricchi
che perdono la loro villa. È questione di gente che ha fatto una fatica enorme per comprarsi un appartamento e adesso lo deve regalare alla società Stretto di Messina. I veri cantieri sono quelli operativi collocati da nord a sud, a Ganzirri per la realizzazione della torre, del blocco di ancoraggio e della struttura terminale, a Papardo la stazione della metropolitana, a Curcurace e Pace le opere di imbocco per lo scavo delle gallerie per gli imbocchi, all'Annunziata anche la stazione della metropolitana e lo svincolo, così come in pieno centro sul Via d'Europa e nella zona sud a Contesse per la realizzazione delle gallerie ferroviarie per la nuova stazione. Le 10 tavole predisposte dalla Stretto di Messina sono già disponibili. Questione migranti adesso, sbarchi senza fine a Lampedusa, arrivata a Pozzallo la Mare Ionio, inseguita dalla motovedetta libica che ha sparato durante i soccorsi. In un video il drammatico susseguirsi dei colpi. Giusy Lazzara. Un gommone grigio della Guardia Costiera libica arriva a tutta velocità verso l'imbarcazione della ONG impegnata nel soccorso, con l'equipaggio a bordo che inutilmente gridava di allontanarsi. Poi gli spari, e non si è trattato di una singola raffica. Smettete di sparare, questo è un soccorso, si sente urlare dall'imbarcazione della ONG, mentre il driver manovra per mettere in sicurezza il team senza abbandonare chi era ancora in acqua. Nel frattempo i naufraghi, già intercettati e catturati dai libici, hanno iniziato a lanciarsi in acqua, mentre chi era rimasto sulla motovedetta veniva selvaggiamente picchiato. E questi migranti che prima che si buttassero a mare venivano così malmenati, venivano percossi da queste milizie libiche e poi magari cadevano a mare e quindi erano dei migranti contusi, feriti. Chissà se ce ne sono anche dei morti. Intanto non si arrestano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Da mezzanotte a bordo di 13 imbarcazioni sono arrivate sull'isola oltre 500 persone e per l'hotspot di Contrada Imbriacola, che ospita al momento 1270 extracomunitari, è l'ennesima emergenza. Andiamo adesso a Catania. L'amministratore di uno stabile avrebbe chiesto sui social alla moglie di un condomino il pagamento di 60 euro per una bolletta condominiale e avrebbe aggiunto, pensate, un selfie che lo ritraeva nudo e steso sul letto con la scritta "Ci vediamo lunedì". Il marito allora avrebbe chiesto spiegazioni, lo avrebbe minacciato, tutto è finito in commissariato con 2 querele. Andiamo adesso a Messina, dove è stata sgominata una banda di trafficanti che aveva come base la casa della madre di uno dei capi corrieri e staffette per rifornire di droga la zona tirrenica della provincia peloritana. Cocaina, crack, hashish e marijuana, il menù di un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che operava sulla riviera tirrenica del Messinese era variegato ed ampio. 12 le misure di custodia cautelare, 11 in carcere, una ai domiciliari, quelle eseguite questa mattina dai carabinieri di Milazzo con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno permesso di ricostruire come i presunti promotori dell'associazione, residenti a Messina, si avvalessero anche di una persona in arresto domiciliare a Torregrotta per lo smercio di sostanze stupefacenti quali cocaina, crack, hashish e marijuana in favore di acquirenti provenienti dalla città di Messina e dall'Interland milazzese. Per evitare i controlli la droga veniva nascosta sotto l'imbottitura dei caschi. Lo smercio della droga avveniva a Torregrotta, dove arrivavano da tutta la zona, da Barcellona, anche da Messina. Come base operativa dove nascondere la droga e custodire il denaro, prima di dividerlo c'era la casa della madre di uno degli arrestati, anche lei destinataria di una misura cautelare. Le dosi venivano consegnate all'interno della casa, ma anche lanciate direttamente dalle finestre dell'appartamento e ricevute al volo dagli acquirenti. Ci spostiamo adesso a Siracusa, parla il prefetto al nostro TG, un giovane su 2 dice è attratto dalla criminalità. Riflettori puntati soprattutto sulle piazze di spaccio, ma preoccupa anche la violenza di genere. Francesco Aloi. A Siracusa è guerra alla criminalità. Su questo tavolo si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È da qui che partono le tante operazioni interforze, quasi una settimana. Lo spaccio di droga, dice il prefetto Moscarella, è un grosso problema. Abbiamo cercato di incidere sulle piazze di spaccio con un'azione sistemica che da un lato va a contrastare l'attività di spaccio e dall'altro lato l'eliminazione su quegli stessi luoghi dove insistono le piazze di spaccio
delle situazioni di degrado che comunque concorrono. Così, con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ci sono anche le ruspe. Nelle zone più difficili queste baracche vengono costruite per tenere animali o merce, ma si delinque anche in centro. Attività illecite che trovano sempre più manovalanza fresca. Da 1 a 10, quanto i giovani sono coinvolti nella criminalità a Siracusa? Io credo un 50%, siamo a 5 più o meno, soprattutto per i profitti criminali che sono molto alti e quindi determinano sicuramente un fattore attrattivo. Ma allarma anche il dato sulla violenza di genere. Si tratta del 60% dei reati commessi in provincia. Nonostante tutto, Siracusa resta una città sicura. Il grande elemento positivo che io ho colto immediatamente arrivando a Siracusa è proprio questa grossa intesa che c'è tra Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica. C'è veramente una squadra Stato molto forte e quindi la città può stare tranquilla. Investì 2 ragazzini in sella ad uno scooter e fuggì senza prestare soccorso ai 2 giovani che finirono in ospedale in codice rosso. Accadde il 14 marzo scorso a Catania. I carabinieri sono ora riusciti a risalire al conducente dell'auto, un 53enne che è stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. Con l'autonomia differenziata è a rischio l'unità nazionale. È chiara la posizione dei vescovi di Sicilia. Sull'argomento abbiamo sentito Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ma anche presidente della Commissione per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. I vescovi di Sicilia sono contro l'autonomia differenziata. Vi è il rischio serio e concreto, dicono, che intere parti della Sicilia e del Sud, soprattutto quelle più deboli, vengano abbandonate, vengano sganciate dalla locomotiva economica del resto d'Italia. Ho paura che in Sicilia sia diventato un po' un tabù parlare di autonomia differenziata, sia con uno sguardo critico a quello che si poteva fare nel realizzare quello che noi abbiamo già, sia per collegarci con gli altri. Allora essere cittadini e democratici, cittadini che vivono la loro democrazia, significa non solo aspettare il momento del voto, ma saper interpretare le leggi. Quello dell'arcivescovo Renna è un grido d'allarme, ma anche un invito a riflettere. Noi dobbiamo sentirci cittadini dell'Italia e mettere da parte un orgoglio, che sia quello o isolano o di altre regioni del nord che hanno già un'autonomia. Noi si deve pensare come italiani e come europei. La Sicilia, lo sappiamo, è anche terra di vino, una regione strategica nel settore in costante crescita. Oggi le nuove generazioni di produttori si raccontano anche in modo diverso, vestendo i panni da chef, come Gabriella Favara della storica cantina Donna Fugata. Sentiamo Eva Spampinato. C'è un modo nuovo di raccontare il vino e passa attraverso la tavola e la cucina. Quando un viticoltore diventa chef per una sera, mette dentro ad ogni suo piatto la storia di famiglia, del territorio, di un prodotto, il vino, che non viene solo degustato, ma narrato in modo intimo e trasversale. La sfida secondo me delle nuove generazioni è proprio quella di comunicare il vino in maniera semplice. Ciò non vuol dire banalizzarlo, ma incuriosire sempre più i nostri wine lover e giovani wine lover, che potrebbero essere già appassionati o non a questo mondo. Quello dell'abbinamento al cibo sicuramente è un modo di proporlo che ci aiuta tanto in questa comunicazione. Gabriella Favara rappresenta la terza generazione delle donne di Donna Fugata, cantina vinicola fondata a Marsala dalla famiglia Rallo sulle orme di origini antichissime. È diventata una delle glorie del Made in Sicily in tutto il mondo. Gabriella oggi guida la nuova generazione di viticoltori siciliani. Insieme ad altre nuove generazioni del mondo del vino siciliano stiamo dando vita a Generazione Next di Assovini Sicilia, proprio con l'intento di avvicinare sempre più i giovani a questo mondo meraviglioso e dinamico che è quello del vino e con l'intento di valorizzare, promuovere, portare in giro per il mondo la nostra Sicilia, che poi ci lega tutti. I viticoltori oggi si riscoprono storyteller, sviluppano l'enoturismo, diventano ambassador della Sicilia nel mondo. Abbiamo la fortuna di vivere un settore assolutamente dinamico che ci porta a vestire il mondo del vino in diversi ruoli, dall'hospitality, quindi all'accoglienza nelle nostre tenute, alla possibilità di essere chef per una sera e quindi l'obiettivo di crescere anche sui mercati esteri per portare
sempre più in giro per il mondo i nostri prodotti ed il brand Made in Sicily. La Sicilia si conferma territorio strategico nel settore del vino, nella top 5 delle regioni vinicole in Italia, con l'export europeo e internazionale in costante crescita e l'Etna grande protagonista. Adesso ci fermiamo, fra poco la pagina sportiva. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Prime parole da allenatore del Palermo per Michele Mignani. Domani sfida contro la Sampdoria ed esordio al Barbera per il nuovo tecnico. Marco Gulla. Vigilia di campionato e di esordio per Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo. Il neotecnico rosanero, subentrato ad Eugenio Corini, ha rilasciato oggi pomeriggio le sue prime dichiarazioni in vista anche del match di domani al Barbera contro la Sampdoria. Mignani ha avuto poco tempo a disposizione per preparare la sfida contro i blucerchiati, che vengono da 4 successi consecutivi. Questa è una squadra che ha fatto un inizio di campionato di un certo tipo e nell'ultimo mese magari ha perso qualche certezza, e io devo cercare di dare nel più breve tempo possibile qualche idea, e tutto passa attraverso la disponibilità di questi ragazzi che in questi 2 giorni sono stati eccezionali, e io devo anche avere un pizzico di fortuna per provare a cominciare bene da domani. Per domani Mignani dovrebbe varare il 4-3-1-2, Brunori e Mancuso la coppia d'attacco, con uno tra Vasic e Di Francesco a fare da trequartista. In difesa si rivedrà Lucioni, in porta, come detto da Mignani in conferenza stampa, confermato Pigliacelli. Sulle ali dell'entusiasmo, dopo la conquista della Coppa Italia, il Catania cerca di chiudere la pratica salvezza domenica a Francavilla. Zeoli ha parlato anche degli avversari pugliesi oggi in conferenza stampa. Tonino De Mana. Dal sogno realizzato della Coppa Italia di Serie C al sogno playoff, con l'incubo però dei playout che renderebbe vano il diritto di disputare gli spareggi per la Serie B. Messo in bacheca un trofeo nazionale prestigioso, il Catania cerca di cavalcare l'onda dell'entusiasmo per chiudere il discorso salvezza e dedicarsi ai playoff. Si riparte domenica alle 18:30, quando i rossazzurri scenderanno in campo a Francavilla Fontana contro una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere e costretta a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza. Hanno giocatori davanti molto interessanti, cercano tante combinazioni, attaccano la porta da cross con tanti uomini. È una squadra che fa dell'intensità in casa l'arma migliore. Dal canto suo il Catania non potrà concedersi passi falsi, perché alle spalle Turris e Monopoli, rispettivamente a -2 e -3, continuano a macinare punti con l'obiettivo di agganciare gli etnei, senza contare che nel vortice potrebbero finire anche Potenza e Messina, ferme a quota 41. È un Catania che può contare sul morale, e non è di poco conto, visto che in questo rush finale servirà tutto, e serviranno come il pane anche i gol di Rocco Costantino, l'uomo del trionfo di Coppa, che con la sua incornata su cross di Marsura al minuto 119 ha mandato all'inferno il Padova e in paradiso il Catania. La rete del definitivo 4-2 è stata già consegnata agli annali, ma ora l'ex attaccante di Bari e Triestina non vuole più fermarsi, per lui e per il Catania. Zeoli, navigato uomo di campo, lo sa ed è pronto a consegnargli le chiavi dell'attacco. Serviranno a scardinare la difesa della Virtus per chiudere il discorso salvezza ed aprire nuovi scenari. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.